Buongiorno, come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta, buon lunedì a tutti quanti e vi ricordo subito il numero telefonico per intervenire 0422 1626 798 e noi in questo lunedì di relax, visto che tutti i giochi sono stati fatti, ci concentriamo su qualcosa di molto importante, cioè ci chiediamo se gli anziani, ma in generale anche tutti quanti noi, prendiamo troppi farmaci. Allora, abbiamo la sensazione che soprattutto alcune fasce della popolazione siano imbottite di farmaci. Tutto questo lo commentiamo con Paolo Zorzi, consigliere dell'ISRA. Benvenuto. Buongiorno. Il dottor Roberto Rigoli, direttore dell'unità operativa complessa di patologia clinica dell'USL 2 Marca Trevigiana, benvenuta. Benvenuto, scusi. E il piacere di avere in studio con noi Deborah Gari, responsabile del progetto Not Infection dell'ISRA. Benvenuta, finalmente anche lei. Devo dire che ogni tanto l'ISRA mi porta qualche donna, quindi vuol dire che mi fa piacere, perché sennò tutti uomini. E poi siamo in attesa del direttore Giorgio Pavan, che dovrebbe raggiungerci a breve. Allora, parto subito con il nostro dottor Roberto Rigoli. Senta, abbiamo una popolazione italiana, questo lo diciamo spesso, che sta invecchiando. Il 6,5% della popolazione è ultra ottantenne, sono quasi 4 milioni di soggetti. Qual è la sensazione? La sensazione è, e poi ce lo dicono anche molto spesso i dati, che queste persone molto grandi, perché ormai si può parlare anche di quarta età, dottore, cosa succede? Vanno dal medico oppure subiscono un ricovero ospedaliero e subito dopo se ne tornano a casa addirittura con 2 pasticche in più di quanto ne prendevano prima. Cioè, stiamo dando troppi farmaci a questi anziani e tutti questi farmaci sono giustificati, e i batteri e i virus, perché ci fanno così tanta paura? Guardi, io prima di affrontare il problema degli anziani direi che c'è un problema generale dell'utilizzo dell'antibiotico esteso e troppo c'è un abuso dell'uso dell'antibiotico. Questo in tutte le fasce di età. Se pensiamo anche nei bambini, alcune faringiti, la maggior parte delle faringite sono virali e spesso si dà l'antibiotico. Per arrivare agli anziani poi diciamo che ovviamente uno che è bombardato tutta la vita dagli antibiotici arriva a un'età avanzata che ha sviluppato le resistenze perché sono state selezionate. Quindi già l'anziano contiene batteri che sono resistenti, perché questa è l'epidemiologia che sta emergendo ormai da tutti gli studi nazionali e internazionali. Senta, quindi il problema principale che andremo qui ad affrontare è anche il problema che ci riguarda tutti quanti, che è quello della farmacoresistenza, perché ogni anno nel mondo muoiono tantissime persone perché non si trova una cura, una soluzione e il farmaco adatto. Allora, noi prendiamo ogni giorno, faccia conto, 21,6 dosi al dì di antibiotico ogni 1000 abitanti. Sono tante. Sono tantissime, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma anche l'Unione Europea ci bacchetta, perché noi italiani, assieme ai nostri amici che piangono lì in Grecia e anche un po' i portoghesi, pane e antibiotico. Direi che dai dati che potete vedere tutti nei siti di riferimento epidemiologico, il consumo degli antibiotici è molto alto proprio nel sud dell'Europa, quindi ha detto giustamente Grecia, Italia e anche Spagna e Portogallo, e questo ovviamente comporta la selezione delle resistenze. Tenete presente che ogni volta che noi usiamo una molecola induciamo resistenze, e così è successo negli anni, perché quando è stata scoperta la penicillina è stata usata e dopo poco è venuta fuori la resistenza, e così con tutte le molecole che sono venute fuori. Quindi dobbiamo stare molto attenti all'utilizzo dell'antibiotico, usarlo solamente quando è effettivamente. E poi una cosa importante che vogliamo ricordare è che se per caso ve ne avanza una dose, non buttatela dentro i rubinetti o il water, perché poi vanno a contaminare l'ambiente e sono pasticci grossi anche quelli. Cosa avrebbe detto Alexander Fleming nel 1929 arrivato ad oggi, dopo la muffa di Mary? Cosa avrebbe detto? Esattamente, lei sa perfettamente che è stata una scoperta occasionale. Se n'era fatti, diciamolo, ricordiamolo perché
divertente. Alexander Fleming se n'era andato in vacanza, aveva dato origine a delle coltivazioni, delle colture, in vetrino torna e dice cavoli, c'è la muffa. C'è la muffa, e la muffa che cosa aveva fatto? Aveva inibito i batteri che crescevano attorno, e quindi ha scoperto, ha ipotizzato una sostanza all'interno della muffa che potesse avere un'attività antibatterica. E infatti la muffa era il penicillium, che poi è stato utilizzato per fare la prima molecola dell'antibiotico. Da lì cosa è successo? È successo che a un certo punto si pensava di aver vinto le malattie infettive. E negli anni 60 si ipotizzava di chiudere il capitolo delle malattie infettive, e in realtà noi non sapevamo, non avevamo nemmeno ipotizzato cosa i batteri sono in grado ora di fare. Però adesso non ce ne vogliono magari alcuni ultracattolici conservatori, però Darwin insegna l'evoluzione della specie, mica siamo solo noi intelligenti. Certo, le dirò che i batteri sono molto più veloci di noi, perché se lei considera che allora li metteremo a lavorare nella pubblica amministrazione, cosa vuole che dica? Lei tenga presente che un batterio ha una generazione ogni 20 minuti, un Escherichia coli, quindi si selezionano più velocemente, sperimentano delle resistenze più velocemente, e questi sono in grado di scriverlo poi nel codice genetico e di trasferirlo non solo alle cellule figlie, ma anche trasversalmente, anche tra specie diverse. Ecco perché oggi ci troviamo ad fronteggiare tutte queste resistenze. Questa resistenza. E nel frattempo ci ha raggiunto Giorgio Pavan, direttore dell'ISRA, benvenuto, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Era già inserito nell'ambiente. Ha pensato di assumere 2 o 3 batteri da farli lavorare, sono veloci, ogni 20 minuti. Diciamo come stimolatori. Come stimolatori. E questo è sempre bene. Allora, qual è il problema? Parliamo di, in questo caso adesso è arrivato anche lei, insomma anche gli anziani, dobbiamo fare molta attenzione, parlavamo anche col dottor Roberto Rigoli, di evitare che prendano troppi farmaci, perché poi, lo sa bene anche lei, c'è il problema anche delle controindicazioni. Se io comincio a prendere 12 pasticche al giorno, 10, ma perché 10 è la media di pasticche che prendono le persone oltre i 65 anni in generale in Italia, e ci sono circa 1,5 milioni di italiani che 10 pastiglie al giorno, a parte ricordarseli, ma poi c'è un dottore che dice ma guarda che forse è un duplicato, guarda che forse questo ti fa male, l'effetto del primo inibisce il secondo, è un bel rompicapo. Direi di sì. Direi che la filiera è molto lunga, parte dall'alimentazione per certi aspetti, però acquista una curva esponenziale quando c'è la presenza di una polipatologia, che è abbastanza tipico nella terza età, e quindi a fronte della polipatologia si interviene con la chimica, con i farmaci, alle volte mi viene da dire eccessivamente in via preventiva. Insomma, se dobbiamo affrontare il tema importante dell'abuso di farmaci, deve essere affrontato e prendere il toro per le corna, e quindi dobbiamo avere il coraggio di farlo. Noi all'ISRA abbiamo per fortuna la supervisione e la consulenza del dottor Rigoli, che insomma non è solo un esperto di materia, ma è anche un appassionato della materia, insomma, che sono 2 cose che ben si combinano. E quindi è nata questa grande sensibilità, che tuttavia deve passare per tutte le maestranze, a partire dai medici che fanno la somministrazione di farmaci. Ci sono dei programmi informatici che mettono, come dire, la combinazione di principi attivi uno contro l'altro, però dopo è sempre il medico che insomma in qualche maniera deve capire qual è la giusta diciamo così, il giusto equilibrio, no? Il giusto cocktail, perché poi non dimentichiamo che negli anziani il metabolismo si abbassa di molto, e quindi voglio dire il farmaco per essere digerito ha bisogno di tempi più lunghi. Ma ci vorrebbe che fossimo già nell'epoca della farmacogenetica, e quindi un farmaco su misura, questo sarebbe importante. Poi una cosa che voglio sottolineare, ma la riprenderemo dopo la telefonata, noi ogni anno mangiamo circa 87 kg di carne ciascuno, e ci mangiamo circa 9 grammi di antibiotico, che sono 4 cicli. Quindi stiamo bene, e poi ci dicono mangia il pesce, ma se mangiamo il pesce che proviene da liticoltura, anche lì, perché insomma gli animali da reddito sono da reddito, non vorrei essere, insomma, se uno credesse nell'incarnazione, un animale da reddito, perché insomma non è che viva proprio bene. Prendiamo la telefonata, pronto, buongiorno, buon lunedì. Pronto? Prego, buongiorno. Sì, buongiorno, senta per cortesia, io sono un anziano. Intanto
quanti anni ha per dire che lei è anziano? Decidiamo noi oggi. 84. Quanto? 84. No, è giovanissimo, ci dica. Guardi il ministro 82. Dica, pronto, buongiorno, eccoci. Sì, buongiorno. La mia domanda è questa. Posso? E lei? Ecco, allora io prendo le medicine che mi ordina il mio medico, non di più e non di meno. Cosa devo fare? Ma quante ne prende? Perché Io le prendo da tanto tempo. Sì, ma quante ne prende? Una, 10, 3? 4 al giorno. 4 al giorno. Adesso io ho chiesto al mio medico di chiesto un appuntamento perché dico, ma devo continuare tutta la vita? Guarda, non sappiamo le sue patologie, però magari arrivasse la fatta turchina che ti dà la pillola. Allora io la ringrazio perché poi c'è una cosa molto importante da sottolineare e questa telefonata è utile. Molto spesso ad esempio per l'ipertensione i dottori danno dei farmaci, ma pensate che soltanto la metà, anzi un poco più della metà, il 51%, fa la terapia. Tutti il resto fanno una terapia ad esempio per la pressione alta per 3 mesi e poi il farmaco rimane lì nell'armadietto, l'odioso armadietto dei medicinali che abbiamo tutti noi a casa. E allora Deborah Gari, è molto complicato, ce l'ha lei a casa l'armadietto dei medicinali? Sia italiana lo ammetta. Lo ammetto, ce l'ho anch'io. C'è di tutto dentro? C'è di tutto dentro perché ho dei bambini piccoli e quindi per forza di cose noi mamme dobbiamo sempre avere tutto alla portata perché abbiamo bisogno della cura immediata. Però è un problema nostro di essere così afflitti dai polifarmaci, da avere molti farmaci a casa. Un po' il problema delle mamme italiane che devono proteggere tutti da tutto e invece bisogna rendersi conto che la vita è fatta anche di situazioni, no? Però il tema dei farmaci è un tema molto importante, come dice lei. Si rilassi, perché la vedo che si appoggi, siamo tra amici, ecco. Sì, come dice lei è una cosa molto importante. Il farmaco va preso nella giusta misura come il medico di base deve indicare. Come dicevano prima, il ruolo fondamentale per la gestione e l'organizzazione farmacologica per gli anziani è quella del medico di base. È lui che ha la visione globale dei problemi e delle anche interazioni che possono subentrare. I medici di base che sono presenti anche nelle nostre strutture sono quelli che organizzano un po' tutta la terapia e che sanno anche orientarci nelle terapie alternative che sono per esempio la cura dell'alimentazione che è molto importante. Lei citava prima l'ipertensione. Se si ha l'ipertensione arteriosa bisogna sapere che per esempio è necessario fare sport, è necessario per esempio usare poco sale, ridurre gli insaccati, l'uso della carne, come diceva lei, che magari è bene limitare. Quindi insomma i farmaci servono, ma devono essere coadiuvati anche da tutta una serie di interventi che poi vanno a coronare, diciamo, l'aspetto clinico e in base ai risultati che si hanno si può andare in un versante oppure verso l'altro. Ma senta, per esempio ci ricolleghiamo alla telefonata del giovane signore di 84 anni, dice prendo 4 medicine, adesso vado a concertare dal mio medico di base per capire, per conoscere se sono un po' troppe, cioè dipende poi cosa uno, basta che non siano doppioni, perché c'è anche questo, c'è il problema di doppioni. Basta che non siano doppioni, basta che non ci siano interazioni tra farmaci e questo solo il medico di base lo può sapere perché il consulente che ti vede occasionalmente nella visita ti prescrive il farmaco ma non sa magari qual è la tua terapia perché ti sei dimenticato a casa il foglietto con tutti gli altri farmaci che prende, quindi secondo me la figura di riferimento è sempre il medico di base sia nelle case di riposo sia a domicilio. Quindi diventa una cosa importante. Senta, ma lei si occupa del progetto Not Infection, sì. che ci piace molto questa idea, no? Nessuna infezione, nessuna alla faccia, come dicevamo poi prima della trasmissione parlavamo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ci manda questi spauracchi, dice 2050, ma quale 2000 dei Maya del 2012? È il 2050, insomma parlano di una possibile pandemia o comunque di grosse problematiche, perché si calcola che circa 700.000 persone insomma, muoiano ogni anno a causa delle infezioni resistenti in Europa. Sì, come diceva prima il dottor Rigoli, la cosa importante da ricordare è che comunque le persone che si ammalano di queste infezioni multiresistenti e che purtroppo alcune delle volte anche muoiono, sono persone con un sistema immunitario molto molto compromesso, sono persone che hanno pluripatologie, sono persone che hanno già delle problematiche di salute molto molto importanti. Il progetto Not Infection è nato nel 2005, quindi 13 anni fa, quando abbiamo cominciato ad analizzare il problema, siamo stati un po' i pionieri grazie alla collaborazione con il dottor Rigoli, con la microbiologia e tutta l'ULS 2
e abbiamo cominciato proprio ad affrontare questo problema quando ancora era in sordina, quando ancora poche persone ne parlavano ufficialmente. È un percorso multiprofessionale in cui si prende il problema della multiresistenza e la si afforma veramente in maniera olistica, no? Quindi a partire dai dati oggettivi delle infezioni si fa un grande lavoro di formazione al personale nella cura della persona per prevenire che queste infezioni si diffondano, e abbiamo dimostrato che con una buona formazione del personale e con un'attenzione particolare alle buone prassi dal 2005 non abbiamo avuto nessun caso di infezione insorta dentro la struttura, che non è un dato da poco, perché comunque, come si diceva prima, le infezioni circolano, ci sono gli ospedali, le case di riposo, le altre strutture, i servizi, ma anche... C'è il terrore quando ti dicono vai in pronto soccorso, sei ricoverato, che tu non venga fuori con qualche cosa, una polmonite o qualcosa di simile, c'è questo terrore? C'è un po' questo terrore, però noi abbiamo dimostrato che con buone prassi e anche cose semplici, lavarsi le mani, l'uso del gel idroalcolico per esempio, proprio con cose semplicissime da insegnare anche alla popolazione comune, si possono prevenire queste infezioni importanti. Insomma, che sono poi, mi viene in mente, no, per chi viaggia, le indicazioni anche del viaggiatore, esatto, o il terrore di coloro i quali hanno una compagnia di navi da crociera, perché hanno del terrore che succedano queste infezioni. Senta, adesso vengo a lei, non si preoccupi che ci ricordiamo, lo so che devo andare in pubblicità, però Paolo Zorzi, senta, buone prassi, e le buone prassi sono è una parola d'ordine per l'ISRA e viene applicata in tutti i campi. Innanzitutto vorrei fare un po' il pompiere, perché i nostri telespettatori non si devono preoccupare, perché siamo in ottime mani, sia per quanto riguarda gli esperti che lavorano dentro l'ospedale, sia per quanto riguarda il personale dell'ISRA, sia per quanto riguarda i medici. Quindi i nostri tecnici contro gli antibiotici sono fortissimi. Detto questo, mi preme dire questo. Io ai primi anni 90 ho iniziato a parlare con i medici di antibiotici, di infezioni, quindi mi occupo da parecchi anni, ho conosciuto il dottor Rigoli, e quindi mettere insieme le conoscenze e l'expertise di questi medici insieme alle grandi volontà del personale dell'ISRA di apprendere gli atteggiamenti corretti per evitare l'utilizzo degli antibiotici è stato molto semplice. D'accordo con i miei colleghi del Consiglio di amministrazione abbiamo messo in piedi questo, tra virgolette, progetto molto utile sia per i residenti dell'ISRA sia anche per tutta la popolazione esterna. Allora, guardi, poi continuiamo con lei dopo la pubblicità, 0422162678, poi veniamo anche al nostro Facebook perché hanno già postato e ci sono dei commenti ai quali voi dovrete rispondere. Torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, 0422162678. Allora, dalla regia mi dicono che ci sia una telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, io sono sempre Adriana. Buongiorno Adriana. Sono Adriana. Io allora, ho 71 anni e prendo 10 pastiglie per il Parkinson. 10 pastiglie? Me ne hanno aggiunte, sì, poi me ne hanno aggiunte altre perché ho avuto dei problemi alle coronariche dovuti a stress. Ne prenderò 15 al giorno. Cosa dovrei fare? Ammazzarmi? E penso che ci vogliono tutte, dico. Le servono, gliene hanno prescritte, dice, quindi... Cioè lei senza starebbe male, Adriana? E senza avrei dei problemi? Con il Parkinson, non prendo le pastiglie, io non mi muovo, capito? Certo. Sono quelle che mi danno la dopamina per poter muovermi, perché sennò muscolarmente non mi muovo. Signora Adriana, allora lei è preoccupata, dice ne sto prendendo troppe, no? Dice prendo il giusto perché... Certamente sono preoccupata, se ne prendessi meno e che stessi benino ne prenderei meno, insomma, ecco.
Allora, intanto, signora Adriana, io la ringrazio per la sua telefonata, le mando un caro saluto, le prenda tutte e soprattutto le vede anche se da una parte c'è un problema, dall'altro si sviluppa la memoria perché uno si deve ricordare l'ora e tutto. Grazie signora Adriana, grazie davvero. Allora, Paolo Zorzi, stavamo commentando prima della pubblicità l'importanza della coordinazione, ma vedo che anche le telefonate tutte e due vanno nella stessa direzione, questa ansia di avere troppi farmaci anche. Adesso rispondo da farmacista, non più da consigliere dell'ISEE. L'amico del bugiardino è qui. Esatto, voglio rassicurare tutte le persone che ci stanno ascoltando, se hanno delle patologie croniche per cui i loro medici hanno prescritto farmaci, questi sono farmaci considerati salvavita e vanno presi con serenità tutti i giorni e probabilmente per tutta la vita. Parliamo di cardiopatici, parliamo di diabetici. Per gli antibiotici invece è tutto un altro argomento, ma qui è opportuno che risponda l'esperto. Cioè, allora, uno lo prescrive, uno lo vende, però dà dei consigli. Però ricordatevi sempre della parola fermento lattico, perché poi dopo noi diciamo, dopo la pace, tutto questo è un grande aiuto. Prendiamo una telefonata da casa e poi andiamo anche su Facebook. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia. Buongiorno, io ho 68 anni. E prendo 4 pastiglie al giorno per la pressione. Praticamente però è da 5 anni che il mio medico condotto non mi fa fare una visita, ho chiesto, mi sono fatta fare gli esami del sangue perché li ho chiesti e io vorrei sapere che la signora ci ha detto di rivolgersi al medico condotto. Però se hai medici condotti che non ti guardano e che non ti visitano, cosa dobbiamo fare? Cambiarlo, guardi, glielo dico, io gli darei uno schiaffone, guardi, per come sono fatta io gli darei uno schiaffone. Trovare medici condotti come una volta. Grazie, come una volta, però bisognerebbe anche dargli quando viene la gallina le uova fresche una volta, così col medico condotto. Senta signora Nadia, vabbè, prenda le sue medicine, ma magari... Senta, non dico di minacciare il medico, dica facciamo una visita, facciamo un check, è giusto farmacista? Va detto questo, gli esami e le possibilità di indagini con le nuove tecnologie sono aumentate in maniera esponenziale e dobbiamo, e qui parlo da cittadino, non volerci noi incaricare di autoprescriverci radiografie, indagini, elettrocardiogrammi. Dobbiamo gioco forza affidarci a chi ha una laurea in medicina e decide giustamente per la nostra salute. Questo mi sento di dire a tutti quelli che ci ascoltano. Mi sento di dire alla signora Nadia di insistere e cambia medico, insomma, è un minimo. C'è una telefonata? Un'altra? No, non c'è. Allora, senta, vado su Facebook, dottor Rigoli. L'uso di molti farmaci in contemporanea può portare ad errori di dosaggio e di assunzione corretta, ci chiede questa signora. Dunque, anche qui vorrei rispondere a questo e anche ai giovani che ci hanno chiamato prima di 81, 84. 84, 71 e 68, giocateli allora, su tutte le ruote. È necessario distinguere i farmaci che devono essere utilizzati tutta la vita, che sono quelli per l'ipertensione piuttosto che altri per patologie croniche, dagli antibiotici. Gli antibiotici non vanno presi per tutta la vita, gli antibiotici vanno presi solamente quando servono, perché se noi li prendiamo al di fuori delle indicazioni avete capito già tutti quanti che si inducono resistenze, e soprattutto quando vanno presi a dosaggi pieni come indicano i medici di medicina generale, dall'inizio alla fine, perché ricordatevi che quando noi prendiamo l'antibiotico e dopo 2 giorni magari ci sentiamo meglio, e il medico di medicina generale ha prescritto 6 giorni, sappiate che se interrompete al 2° giorno il batterio non è stato ucciso, lo abbiamo fatto solo arrabbiare, è diventato resistente e dopo neanche la terapia di 6 giorni riesce più a debellarlo. Quindi questo è un messaggio che va dato in maniera chiara e precisa. Il dottore sempre sia 1 grammo ogni 8 ore, quello che esatto, va preso. Per esempio l'amoxicillina clavulanico che tanti spettatori avranno preso, staranno prendendo,
a un certo dosaggio viene preso una ogni 8 ore e bisogna prenderla, bisogna mettersi la sveglia e bisogna svegliarsi per prenderlo correttamente, perché se noi sbagliamo il tempo, esistono dei momenti tra una somministrazione e l'altra in cui l'antibiotico scompare dal circolo e quindi il batterio si riprende e si moltiplica, ma noi dando i dosaggi in maniera corretta manteniamo il livello elevato e quindi non permettiamo al batterio di moltiplicarsi e lo ammazziamo, perché questa è l'emivita, giusto? Esatto, l'emivita del farmaco. Il famoso emivita del farmaco. Per esempio ci sono dei farmaci che effettivamente possono essere prese 3 capsule come i macrolidi, adesso non entriamo nell'azitromicina, che hanno un'emivita molto lunga, quindi il medico di medicina generale ve ne prescrive 3 perché sa, perché è conoscenza che questo durerà per 7 giorni. Ecco, io direi che stimolerei, noi abbiamo dei medici di medicina generale preparati, quindi adesso c'è tutta la difficoltà e dobbiamo recuperare un'alleanza tra paziente e medico, dobbiamo tutti insieme cercare di fare questa battaglia contro le multiresistenze. Dobbiamo parlarci chiaro e quindi questa è la via per venirne fuori. Insomma, questa è una cosa molto importante e prendo la telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Allora volevo dire una cosa, mi pare che prima avevate parlato di infezioni, forse sono arrivate in ritardo. Chieda. Allora posso dire che al distretto di Padernello la dottoressa Valentina Martini è bravissima riguardo le infezioni, perché ha curato della gente che veniva dall'ospedale e lei con la sua pazienza ha fatto guarire diversa gente, insomma, forse aveva anche del tempo, adesso è un'equipe di lei, dottoressa e altre 3-4. Poi volevo dire un'altra cosa. La signora che aveva parlato prima, che diceva appunto che i medici non ti guardano, io ho il dubbio che a livello organizzativo danno delle direzioni a Treviso degli ospedali e dicono ai medici di base non più di un tot così, non più di 10 gastroscopie, non più di 20, e ho il dubbio che alle volte sono costretti i medici di base a tirare, diciamo, un po' la cinghia, a far fare ai pazienti degli esami. Questo è un dubbio che mi è venuto, insomma. Poi io posso dire che quello che riguarda alle medicazioni e alle infezioni è brava la dottoressa. Allora, lei piace la sua dottoressa? Allora signora, io intanto la ringrazio perché ha posto anche questo problema, perché questo diventa un problema. Senta, direttore Pavan, quando poi si parla di anziani, vedo che dobbiamo andare in pubblicità, diventa molto complicata poi nella gestione anche delle persone che sono da voi, perché poi i parenti hanno anche paura che gli vengano dati troppi farmaci. Vengono dati troppi farmaci quando uno sta a casa o quando uno è nella casa di riposo, dove è più certamente il valore aggiunto di una struttura per anziani è che il farmaco è controllato. A casa il farmaco non è mediamente controllato. C'è un po', diciamo così, un'autoreferenzialità, spesso se sono anziani collegati ai tempi dei parenti, eccetera, non è colpa di nessuno in particolare. La figlia che torna dal lavoro. Però francamente la precisione a cui si riferiva il dottor Rigoli prima, cioè che il farmaco è, come dire, un bene prezioso, ma può diventare anche un problema, e il tema dell'utilizzo in giusto tempo, in giusta dose, perché altrimenti non dà i giusti effetti. Certamente nelle strutture noi siamo informatizzati in tutto, nel senso che sappiamo in ogni momento come sta la distribuzione dei farmaci, eccetera, eccetera. Quindi il controllo all'interno delle strutture è molto più importante, molto più solido. Sul tema dei tanti e dei pochi farmaci c'è da fare un discorso di carattere più generale, anche rispetto alle aspettative dei familiari, che su questo magari... Alle ansie dei familiari. Non è che avete anche tanti bravi psicologi perché vi servono. Assolutamente. Vi servono anche quelli. L'approccio è multidisciplinare. È multidisciplinare, a 360 gradi. 0422 16 26 798, noi torniamo dopo la pubblicità. A dopo.
Next time. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, 0422 16 26 798, aspettiamo le vostre telefonate. Allora ci stiamo chiedendo in generale se prendiamo troppi farmaci, se gli anziani vengono riempiti di farmaci e se poi noi come pazienti osserviamo le prescrizioni, perché un po' più gli uomini, devo dire, sono un po' più birichini, se non c'è la moglie che gli ricorda la pastiglia, le cose, però insomma tendenzialmente comincia a star bene, smetti la cura. No, questo non si deve mai fare. Allora, Deborah Gari, in questo progetto insomma, che lavora bene, avete avuto, come dicevamo prima, dei risultati molto importanti. L'infezione è bandita, potete mettere il bollino divieto, giusto? Certo. E queste sono soddisfazioni perché da un lato le persone presso di voi stanno bene, dall'altro non assumono farmaci e c'è anche un risparmio a livello globale sul sistema sanitario nazionale. Sul sistema sanitario, ma soprattutto sulla qualità di vita delle persone che vivono dentro le nostre residenze, perché comunque quando uno prende tanti farmaci, tra cui tanti antibiotici, non dimentichiamo che ci sono tutta una serie di poi sintomi per cui insomma la qualità della vita non è proprio il massimo, ecco. Sì, questo progetto, come dicevo prima, ha preso vita in maniera un po' subdola e poi piano piano ha cominciato a prendere una visione un po' olistica, per cui abbiamo cominciato ad analizzare quelle poche infezioni che eravamo presenti, abbiamo formato il personale, abbiamo formato tutta la filiera, anche per esempio il personale addetto ai servizi dell'appalto di pulizie, perché le infezioni si trasmettono, ricordiamoci, anche attraverso gli oggetti che ci circondano, anche attraverso gli strumenti. Abbiamo fatto questa formazione e abbiamo fatto un grande lavoro con i medici nel cercare di ridurre il più possibile la somministrazione dei farmaci antibiotici, se non quando strettamente necessari. Abbiamo lavorato dal punto di vista alimentare, abbiamo lavorato sull'alimentazione, diventa molto importante perché è la quadra di tutto, giusto? Sia presso le residenze che poi a domicilio con i pasti. Certo, abbiamo fatto questo lavoro nelle strutture. Da poco l'ISA si sta occupando anche di anziani a domicilio, nulla toglie che magari il futuro sia quello di prendersi cura anche dei nostri utenti, diciamo, che stanno a casa, perché è giusto che stiano lì fino a quando sono in grado di rimanere e che magari però possono usufruire dei nostri servizi. Hai fatto una telefonata, guarda che è l'ora di prendere quella medicina piuttosto che quell'altra, quindi questo diventa molto importante. Cosa c'è che non funziona? Paolo Zorzi, sulla prima età. No, io voglio dire... A questi telespettatori no, lo faccio dire dopo il post. Allora, su Facebook dicono: i medici non possono essere a conoscenza di tutti i farmaci che un paziente assume, rischiando così di prescrivere lo stesso tipo di farmaco, magari con un nome commerciale diverso. Perché poi c'è tutta questa confusione che lo vuole il generico, vuole quello di marca, è colpa vostra, no? No, la colpa non è di nessuno, è colpa delle regole del commercio, ovviamente. I farmaci hanno un loro brevetto che garantisce alle aziende che li hanno brevettati un ritorno economico. Passato un determinato numero di anni, tutte le aziende che producono farmaci possono produrre quello stesso principio attivo con altri nomi e ovviamente in quel momento il prezzo viene ridotto anche del 70-80%. C'è un problema di equivalenza, perché quella formula formulata in quel modo, con un farmaco equivalente, che magari è formulato simile ma non è lo stesso, perché ci può essere questo problema? Allora la legge prevede, per quanto riguarda il dosaggio, cioè la quantità di principio attivo, un range che può essere più o meno il 15%, ma che comunque garantisce clinicamente l'effetto per quella malattia, per quel paziente, e questo mette al sicuro il paziente. C'è poi però l'aspetto degli eccipienti che possono influire sull'assorbimento di quel farmaco e gli eccipienti non sempre sono uguali. Se tu hai un'intolleranza al borotaico che è messo in quella compressa, probabilmente quella stessa medicina che prima la prendevi ma non aveva il borotaico come eccipiente, non ti faceva niente, la prendi come generico e ti fa un po' di bruciore di stomaco. È legato anche agli eccipienti. Questa è una cosa da non sottovalutare, perché... È una cosa da non sottovalutare. E dopo prendono l'inibitore della pompa protonica, cioè è un po' complicato. Può creare anche patologie laterali e ulteriori patologie. Ecco. Insomma, tutte le persone che hanno telefonato comunque
ci raccontano di tante pastiglie che vengono prese. Allora ricordiamolo ancora una volta, quelle necessarie sono necessarie, invece le altre non fate autoprescrizione, perché ormai tutti quanti hanno internet e tutte le persone, non conta l'età, si mettono lì, guardano, in termine tecnico smanettano e poi vanno dal farmacista che magari lo conosce Mario e Giovanni, e Mario magari dice vabbè te lo do. C'è anche questo problema. Allora dobbiamo rassegnarci tutti. Chi ci cura, lo stabilisce la legge italiana, sono i medici, che hanno fatto un percorso scolastico molto lungo per far sì che ci diano le migliori opportunità per star bene. Dopo uno può andare a vedere internet, non è proibito, però fare e dare per assodato che quello che leggiamo, magari non da grandi competenti nell'ambito della salute umana, diventi una regola per autocurarci, io questo mi sento di dire evitiamolo. E questo è un dato molto importante. Senta, prego. Mi permetti di dire una cosa, perché poi la trasmissione va verso il termine e questa cosa importante va detta e i telespettatori la devono sapere. Noi abbiamo chiesto, come ho detto prima, la competenza e l'intervento dell'USL numero 2 tramite il dottor Rigoli, che ringrazio personalmente sia come consigliere del Consiglio di amministrazione ma anche come cittadino, perché mette gratuitamente a disposizione nel suo tempo non lavorativo queste competenze per trasmettere al nostro personale tutto quello che ci serve per evitare le infezioni. Quindi voglio veramente fare un ringraziamento a lui, che è una persona squisita, e anche ovviamente al suo direttore generale che gli permette di fare questo. Gli date ogni tanto qualche gallina, qualche uovo, qualcosa? Perché insomma una volta si acciacca, gli danno qualcosa? No, io dico che... le uova no, perché hanno gli antibiotici. Allora, io rappresento un'equipe che per la maggior parte, per l'80%, così farò felice lei, è rappresentata da donne bene, che dedicano veramente se stesse con famiglia a casa, ma continuano a lavorare e anche nelle urgenze sono sempre presenti. Volevo però tornare alla osservazione che ha fatto prima su Facebook e anche le osservazioni che sono state fatte sulla conoscenza da parte del medico di medicina generale anche sui principi attivi. Noi abbiamo dei medici di medicina generale preparati, continuiamo a fare degli incontri e ne faremo uno il 20 di questo mese proprio sulle resistenze agli antibiotici, per cui continuiamo a scambiarci informazioni, perché oggi è necessario, andiamo avanti se ci scambiamo informazioni. È evidente che il nostro lavoro, quello in particolare è mio di microbiologo, cioè di cacciamicrobi, è diventato complicato perché le resistenze sono complicate, ma noi continuiamo a dare informazione ai medici di medicina generale. Inoltre loro sono in grado di vedere i principi attivi anche se non conoscono il nuovo diciamo nome della casa farmaceutica su internet. Oggi loro hanno i programmi e vanno a vedere il principio attivo. Quindi anche perché come dicevamo dottore prima dell'inizio della trasmissione, purtroppo, ma è un dato di fatto, le case farmaceutiche non è che si siano molto impegnate, cioè subito dopo la seconda guerra mondiale impennata pazzesca, anni 60, anni 70, anni 80 così, ma insomma dagli anni 90 ad oggi, insomma, andiamo anche verso la fine degli anni 90, sono uscite solo 5 nuove classi di antibiotici, perché non gliene frega niente. Questo è un messaggio che va dato ai telespettatori. Guardate che non abbiamo molte armi in cassetto, quindi dobbiamo usarle solamente quando servono, perché se no ce le sprechiamo e poi abbiamo armi spuntate. Questo è il punto. Le case farmaceutiche non investono più perché è troppo costoso sviluppare gli antibiotici, e quello che diceva lei della brutta previsione degli anni del 2050 rappresenta il momento, se andiamo avanti così, in cui le morti per infezioni supereranno quelle per patologie oncologiche. Questa è la questione. Per cui noi abbiamo tempo, l'hanno dimostrato loro, abbiamo tempo per cercare di monitorare, di fare marcia indietro e di aggiustare un po' le cose.
Senta, noi siamo preoccupati perché poi quando accendiamo la televisione, leggiamo i giornali, girano le informazioni, allora super batteri, super virus, ma c'è il problema anche dei funghi, perché anche quelli sono diventati resistenti, anche quelli, voglio dire, tarmano in maniera importante la popolazione, soprattutto anche la popolazione anziana. Sì, allora guardi, i funghi fortunatamente non hanno la stessa capacità di sviluppare la resistenza come i batteri. I batteri sono molto più rapidi, essenzialmente un batterio ha una generazione nuova ogni 20 minuti, i funghi molto più lungo, quindi l'esperienza diventa più... però il fungo aggredisce di più il paziente fragile, quindi l'anziano, e quindi diventa un problema effettivamente anche di questi tempi e le cose si complicano. Diventa molto difficile, perché gli antimicotici sono farmaci un po' più tossici degli antibiotici, per cui bisogna stare ancora più attenti ad assumerli. E non diventa complicato, insomma. Senta, direttore Pavan, tra i residenti e quelli che vivono a domicilio, perché l'obiettivo è quello che stiano bene tutti in ugual misura, c'è il problema, appunto, parlavamo dei pasti, ci siamo collegati anche con Deborah, mi ricordo il cognome perché ecco, perché mangiare bene è a metà dell'opera, anche di più. Sì, allora, sì. date meno carne, perché si deve mangiare poca carne, lo dicono tutti. Non che si diventi vegani perché ha buona fetta di salame, mortadella, ci piace. Carne come il sale, cubi, quanto basta? Che va anche in proporzione diciamo, all'appetito della persona. No. Allora da un po' di tempo noi andiamo a domicilio delle persone anziane a consegnare quei pasti che si chiamano pasti caldi. Ciò che è importante è che vengono prodotti dalla nostra cucina ed è un po' un appello, perché il tema del mangiare, della cattiva alimentazione può riguardare tante persone anziane, in particolare maschi. Il 50% delle persone oltre a 75 anni vive da sola e spesso l'alimentazione è un'alimentazione, diciamo così, non sempre adeguata, o per eccesso o per difetto. Noi abbiamo predisposto, e dico a un costo di 9 euro al giorno, portata a domicilio all'interno di come dire, dei contenitori che sono contenitori come dire, alla prova di qualsiasi sterili, eccetera, eccetera. Diciamo che rispetto ai venditori normali noi abbondiamo nelle porzioni, perché spesso persone di 80, 82, 84 anni usano mangiare qualcosa a mezzogiorno e quello che avanza, perché bisogna dirla sta cosa, insomma, e quello che avanza lo mangiano alla sera nella loro pratica quotidiana. E noi abbiamo visto le persone reagire con un cambio, diciamo così, di produzione rispetto a prima molto favorevolmente, e allora è un servizio come dire, che viene fatto dai nostri assistenti domiciliari, i quali affiancano la verifica rispetto all'igiene, tanto per dire, la verifica rispetto all'assunzione dei farmaci e anche la verifica rispetto all'alimentazione e al grado di soddisfazione. Il momento sociale. E il momento, sì, ma tutto viene vissuto come un mi interesso di te. Qualcuno si interessa. Allora ci sembra così di poter approfittare anche di questo luogo per promuovere questo tipo di iniziativa. Sono 9 euro, però il mangiare che... Ma è la cifra che è, perché poi non è... ma lo dico perché è giusto si sappia. Però è una cifra buona, però insomma... Perché mangiano a mezzogiorno, alla sera c'è il primo, il secondo, il contorno, la frutta, cotto, crudo, il dolce quando è previsto, eccetera, eccetera, insomma, e viene soprattutto gestito da un'organizzazione che si prende cura della persona nella sua globalità. Questo è un valore aggiunto importante. A noi interessa sponsorizzare questo tipo di servizio e di intervento, perché stiamo sviluppando progetti di comunità, diciamo così, dove il tema dell'alimentazione rientra anche nello stile di vita e nel buon mangiare. Le derrate alimentari che vengono usate sono di prima qualità. Questa è una cosa importante. 0422 1626 798, noi torniamo dopo la pubblicità. A dopo.
Eccoci qui, siamo tornati in diretta 0422 1626 798. Allora, stiamo andando verso la fine di questa trasmissione e verso la fine della trasmissione si fanno come a Natale o nei momenti che contano i buoni propositi. E allora, i buoni propositi quali sono per lei, Deborah Gari? Noi continueremo con il nostro progetto, cercheremo di esportare questo modello nel territorio in modo che anche i nostri residenti a domicilio possano avere le cure necessarie e comunque ci siano zero infezioni, perché non diamo le galline al dottor Rigoli, però lavorando bene gli permettiamo di non dover lavorare di più. E quindi insomma il nostro futuro è not infection. Senta, ma è venuto qualcuno a chiedervi, perché quando c'è una buona prassi, una buona pratica, normalmente poi cominciamo ad accorgerci che qualcosa funziona nel territorio. Sì. È venuto qualcuno? Noi abbiamo visite tutte le settimane da altre strutture che vengono a visitare. Del territorio oppure anche extra regione, regioni con termini? Europei. Europei. Sì, abbiamo visite sia regionali, sia extraregionali, ma anche appunto europee. Insomma, Bruxelles e a Treviso. Bruxelles e Treviso. Abbiamo oltre 200 visite di vicini e lontani, insomma, dall'Europa, dal nord. L'altro giorno c'era un gruppo di Catania, tanto per dire. Che vengono a vedere Sì, ma aggiungo un elemento a Deborah, insomma, per dire che adesso parte un lavoro importante dell'ULSS numero 2 che coordina tutto questo lavoro, le nostre buone prassi, insomma, e le buone prassi che l'ULSS 2 vorrà coordinare in un territorio più vasto. Una buona cosa non se la fa sua, se funziona giusto. Insomma, diamo a Cesare quel che è di Cesare. L'ULSS 2 ha visto anche su stimolo del dottor Grigoli l'importanza che ha questo argomento e ne fa un tema giustamente di regia complessiva, e quindi avvia dei processi di sensibilizzazione e poi di intervento, perché se è vero che a casa può essere un problema, è vero che nei luoghi collettivi può diventare una colonia e infestare completamente se non stai attento. Quindi è fondamentale nei luoghi, negli ospedali, ad esempio nelle strutture come le nostre, è fondamentale la grande attenzione. Grande attenzione che diamo ai nostri telespettatori. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, volevo chiedere al dottor Pavan, al direttor Pavan, da chi dipende il trasferimento da una struttura ad un'altra, magari per il paziente di andare vicino al suo paese, ma per essere più vicino ai loro parenti? Ma insomma, da chi dipende? Dalla ASL oppure da altri? Dove si trova questa persona? In una residenza? Si trova in ospedale? In una residenza, ma ha fatto domanda ma per andare su un'altra al suo paese, ma per essere più vicino ai familiari, questo. Ecco, le faccio dare una risposta rapida. Allora, se si tratta di venire all'ISRA, bisogna farlo subito, questa cosa qua. No, scherzo. Guardi, dipende esclusivamente dai regolamenti regionali che vengono assunti da ogni ULSS. Normalmente si dice che è diritto del cittadino andare dove pensa di essere curato meglio, quindi il suo parente ha il diritto di trasferirsi da un posto all'altro. Per quanto riguarda l'ULSS numero 2, se la casistica rientra nell'ULSS numero 2 nel territorio, deve fare domanda di trasferimento e normalmente dopo un mese, almeno un mese di residenza nella prima residenza, fa domanda di trasferimento e praticamente va all'inizio della graduatoria per i trasferimenti, e quindi dovrebbe avere una risposta assolutamente immediata. Tuttavia il regolamento è esclusivamente regionale, nello specifico dell'ULSS di riferimento. E allora, Paolo Zorzi, anche lei buone pratiche e buoni propositi? Ma più che propositi parliamo di cose reali. Abbiamo parlato già col dottor Rigoli di un progetto per capire a livello dei residenti delle nostre strutture se hanno un'infezione batterica, un'infezione virale. Avremo intenzione, con 2 semplici analisi, senza andare nel dettaglio perché parliamo di cose tecniche, di capire da subito, nelle prime 5-6 ore in cui si manifesta un'infezione, se quel paziente ha un problema con un virus, se ha un problema con un batterio, e quindi orientare il trattamento da subito, senza magari partire impropriamente con un batterio se questo ha un'infezione virale o viceversa. E come si fa? Ma questa risposta io gliela posso dare, ma è opportuno che il nostro grande esperto
Quindi l'obiettivo è quello di in poco tempo fare il discrimine tra un virus e un batterio? Ma è molto semplice, basta un esame del sangue e così le rispondo, e probabilmente un tampone nasale. Poi all'interno dei laboratori ci sono tecnologie che chiamano biologia molecolare, un parolone che però in pratica tira fuori la carta d'identità di quel batterio e ci dice usa questa arma e questo ti muore subito. Quindi se riusciamo da subito, appena il paziente manifesta i primi sintomi, con un semplice prelievo e un tampone nasale, a mandare al laboratorio questi reperti, poi il dottor Rigoli con la sua struttura ci risponde in poche ore e ci dice attaccate subito con un antivirale, oppure usate questo batterio a questo dosaggio, perché anche il discorso del dosaggio, cioè di quanto farmaco è opportuno dare per quella malattia, è un discorso determinante. Questo è un discorso, come dicevo prima, no? La farmacogenetica è un discorso determinante per il nostro futuro, perché poi solo in Italia ti danno tonnellate di scatole con un sacco di pastiglie dentro, magari in altri paesi quanti te ne servono? 7 te ne do. Non è che poi hanno il cestino, l'armadietto pieno di farmaci che scadono, perché anche quelli poi sono un problema ambientale e di costo economico. Dottor Rigoli, è proprio così, giusto? Ci dobbiamo un po' tirare le orecchie noi italiani, vero, per questa cosa? Sia sincero. Dobbiamo rivedere, dobbiamo cercare di rapportarci ai livelli europei. Per quanto riguarda i propositi, ha avuto ragione il dottor Zorzi. Allora, innanzitutto è già partito il più grosso progetto in Italia per il monitoraggio delle resistenze agli anziani, e sono orgoglioso che la mia ULSS abbia creduto in questo, perché vuol dire seguire 52 strutture su tutto il territorio. Sono anziani che hanno dato molto nella loro vita e quindi vanno coccolati anche da questo punto di vista, e quindi noi li teniamo sotto l'ala. E questo serve per monitorare le resistenze, quindi faremo uno screening su queste 52, è un lavoraccio perché saranno più di 1000 campioni in biologia molecolare, dopodiché sui positivi interverremo e bonificheremo le strutture. E dopodiché da lì non sarà finito, perché quando entreranno i nuovi anziani noi li seguiremo, li testeremo per bloccare il trasferimento dei batteri multiresistenti. Il secondo proposito è quello che io come ospedaliero investirò il mio futuro anche sul territorio. Andrò sul territorio con tecnologie in aiuto ai medici di medicina generale, dandogli la possibilità di prendere delle decisioni anche in poche ore. Questo è quello che devo fare, perché se noi diamo risposte dopo 3-4 giorni è chiaro che il medico, e ha molto spesso anche ragione, in attesa fa la terapia antibiotica. Ma io, se in poche ore dico che si tratta di un'infezione virale, do la certezza che non deve fare la terapia antibiotica. Quindi questo sarà il futuro, ma non sarà il futuro di fra 2-3 anni, sarà il futuro probabilmente di un anno. Quindi insomma andare nel territorio, basterebbe poi che i medici di famiglia tutti quanti fossero standardizzati con i tamponi, ad esempio, perché a macchia di leopardo anche questo, su base volontaria quasi, e sia, penso anche i pediatri, è proprio così, con un tampone fai già la selezione. Certo, però il futuro sarà che noi daremo degli strumenti che si chiamano point of care a basso costo e che saranno collegati con l'ospedale, e verrà fatto il tampone e noi lo monitorizzeremo in remoto, e quindi daremo la risposta in maniera molto veloce. E questa non è fantascienza, perché già stiamo provando. E state provando. Io la vedo poco abbronzato e con tanto lavoro da fare quest'estate, e non è al governo, dottore. Questo è il kitesurf. Ecco, è il movimento importante, muoviamoci, camminiamo, anche insomma mezz'oretta e mangiamo bene. E soprattutto quando mangeremo un melone saremo sempre grati a questo frutto e alla signora Mary. Io ringrazio davvero molto Giorgio Pavan, direttore dell'ISRA, per essere stato con noi. Grazie. Grazie a Roberto Rigoli, direttore dell'unità operativa complessi di patologia clinica dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Grazie a Paolo Zorzi, consigliere dell'ISRA nonché farmacista, e grazie a Deborah Gari, responsabile del progetto Not Infection ISRA. Grazie a tutti i nostri telespettatori per essere stati con noi, a chi ci ha scritto su Facebook. Noi torniamo domani. Arrivederci.